Buonasera a tutti, scusate un attimino che ho sbagliato una cosa che tipo che il cane l'ha già. Buonasera a tutti, vistiti voi, tenore de oggi, die 26 del mese de lampada, 2026 sempre, dai via Salvemini, sede dei Bizi TV, dai Bizi, dai Sa Barbagia dei Bizi, dai Sa Sardegna, prodotto su Munno. Comunque siamo da questa videata e entriamo direttamente in sa solita Mazzines che nos presenta la Saida e cos'hai da oggi si presenta di voi quello è libero ma non del tutto perché non è da questi scampianne da palla niente su campo insomma che si inchide in questa bella fotografia probabile che annetta cuculare ma mi pare che hai visto su Taravallo vino da chioie pote fa che roba e dimmi usate la fotografia un po' dopo a corso ecco qua e commentiamo proprio su Saravallo. Saravallo te non narrata viene già a Saldecche che lo libero. Dai Sassuoni che cominciata a copulare, viene a Sauna e a Saldua, da Saldua, a Saschimbe, Abba. Cioè, che praticamente viene a no che batta trono serraio. E quindi che era anche una temporata discreta, insomma, però non batte allarme meteorologico, quindi che era una temporata normale. Richeta Molinare fino alla Sassese e poi dopo Ispalazzata adesso tutto 31 gradi la temperatura massima e dimos Crasa sole preno tutto la die 32 gradi temperatura massima e questi status intero del Bacchis Bannino il Videnne no, che parentesi Luca, Giovanni, insomma, mamma, Corinna insomma tutto a fare condolo che intanto assente che siamo nato sei a fare onore a Bacchereggio ecco no, che tutto il contorno del Pritel che sono signore Mura Don Totone ovviamente Meredomo poi Don Mariani e tanto satiro insomma chi hanno concelebrato la missa per Bacchereggio poi anche onore tutto il onore chi merita iat, insomma, ecco. No, che bestia è un signore che ha fatto appunto no, sammento del Bacchiredo, ha raccontato tutto l'impegno suo di vita e tutto su chi este merito, insomma, che gli dobbiamo a questo uomo importante e poi non solo per saida de vizi, ma per la Sardegna intera, perché praticamente in acclamata, donde dibattito in non raionaia di cosa seria. E veramente uno che non negaia a nessuno, a tutto daia a suo prezzo, daia a sua presenza e a tutto canto andaia a contribuire in tutti i loci che sa analisi sua della situazione e che su ischire suo insomma in modo tale che lo comunicare a tutto e che non che ridete già creia prenescente in che devo vedere Pietro Pittalis e poi il sindaco un assessore poi no che veste la presidentessa regione che in questo momento che ha scattato il settimo venne ecco questo visto dai Secos la Sacreia tutto la gente che è accudita a fare onore a Bacchereggio Bannino.
Andiamo a San Novas, che abbiamo avviso pubblico, i titolari di strutture ricettive devono rispettare questa data, queste scadenze, insomma, specialmente per che riguarda a noi il bed and breakfast, solo conferma entro il 31/07/2026. Poi albergo, scappiamo pure l'albergo, entro il 07/08/2026. Bene, deve anche questo adempimento, devono procedere all'adeguamento e conferma del possesso dei requisiti di classificazione previsti per ciascuna struttura entro le suddette scadenze. Andiamo da innanzi, abbiamo questo appuntamento, questo è il de oggi, praticamente 26 a Saschimbe, da Saschimbe a Sassese e Mesa, a chi sa dottoressa Silvia Laccarino. È un incontro, un abboio online, vi potete entrare e inquadrarne che sul cellulare questo QR code vi scollegata a una pagina, insomma, in un webest online, questa conferenza. È formativo organizzato dal suo coordinamento pedagogico territoriale, potete sul Babos e Mamas, Zatubio è esatto a comprire in Google Meet e scansionando su QR code presente in Sala Locandina. Bene, abbiamo usato l'appuntamento, poi questo l'abbiamo in festa di Sant'Istevene, in bici 27-28 dell'Ampater, via 27 San Benesecorda a San Rotto e Zero, domenica 28 a mezzodì a missa, poi battaglia su pranzo comunitario. Poi devo dare toccamento appunto su che hanno fatto lo Spizzino Schini sul torneo Coppa Catalogna in Barcellona, diverse squadre sarda al Bahia, Bittisa U11, Under 11, Under 12 e Under 13. Allora, la Under Sardegna Yellow Under 12, un Beiocaia Giovanni Castelli e Sebastiano Doneddo, è il vestita prima in sa categoria Under 12. In Sardegna Yellow U13, un Beiocaia Giovanni Doneddo è vestita seconda in sa categoria U13. Sardegna U11, squadra un Beiocaia Gabriele Bondone, pare che sia quarta, ma non ne sono sicuro. In sa categoria ovviamente Under 11. Ha poi mandato pure chi ma era mandato fotografia in merito di questo qua, non vi la sapevo io, insomma, non dico se mi è nato arrivato, devo controllare un attimo se mi è nato arrivato come. Vediamo uno spacco. Messaggio vocale. Niente, Zulu, di poter narrare, è stato affidato a questo allenatore che l'ha piccato Lucia Tua. Catania è sul lavoro, quindi non si poteva spostare in un locale. Quindi, giù che sei scrive tu e scoglio. Va bene, quindi noi usate la cosa di nuovo, poi a telefonare a sua mamma, a Tania, poi scrivere come te sta nato, però non è nato chi deve essere squadra, quindi viene classificata cosa pure di squadra, le squadre sono tante, se avete un torneo metta lungo, insomma, e che in tanta di squadra. E comunque sia, lo Spizzino si sono comportato metta bene. Anapitu, risultato buono. Poi a poter narrare chi è stato perduto un bracciale, è stato perduto di un pizzino, avete scritto Inter, è stato perduto due di Arfacati sul campetto di designato da Bossa Kimbe, calcetto là. Del calcetto insomma che la tassa parte il giusto che Bilo Torrete caso pizzino bittene metta
Bene, entriamo subito sulla pagina del suo giornale, sarà segna stampa, migranti, polveriera Monastir, carabiniere aggredito, sindacati in trincea, interrogazione al ministro Piantedosi, cioè in un bene inconcentrata, insomma, persone che in sacrificio, può cliccare ed è insomma una via, Simberg la sa povertà, sul malestare insomma vi potete nascere di questa contrapposizione. Nell'hotspot ci sono 600 persone, gli amministratori comunali, il paese ha paura. All'hotspot di Monastir un ventenne algerino ha aggredito un maresciallo dei carabinieri, 30 giorni di prognosi, la rabbia dei sindacati e delle forze dell'ordine, interrogazione al ministro dell'interno Piantedosi, nell'ECRE CPA ci sono 600 persone, protestano gli amministratori comunali, il paese ha paura, il centro è una polveriera. Eolico, la decisione della consulta, le aree idonee al TAR. Sulla partita giudiziaria delle aree idonee, la consulta, Corte Costituzionale, ha restituito gli atti al TAR, chiedendo un nuovo esame della questione di legittimità costituzionale alla luce di recenti decisioni e delle novità normative nazionali. Piano casa, Litte, Stato e Regione. Posso piano casa, Litte, Stato e Regione. Incendi e nubifragi, l'estate tropicale dell'isola. Allora, la terra trema, Venezuela in ginocchio, questo purtroppo è una nuova meta mala, baddomus che sono rutte tipo Castello de Cartas, de io a Cartas appunto, che sono rutte da prima Tremita, ma la Tremita non è stata del poco conto, ma dei scala a Supave 7. Bene, entriamo nella pagina del suo giornale, cosa della Nuova Sardegna, prima pagina, cala finanza, il comune e la regione vanno all'attacco, l'amministrazione revoca, la delibera Spanedda, manca il rispetto delle regole. Consulta, le aree idonee restano valide, la Corte Costituzionale legittima le zone individuate dalla regione, vabbè, insomma, certo, cosa sarà individuata come minimo, però Gesù Stato non si accontenta di cose. Sono prochento, insomma. In Sardegna è arrivato il granchio blu nuotatore, specie aliene, pescate per la prima volta a Tortolì. E questo è il granchio nuotatore. Flaming Italia, Sardegna, parata di star del cinema. La nuova estate, attori internazionali nell'isola. Entriamo in questa pagina adesso giornale e amo sonore a Bacchi Bannino. Senza Bacchisio da oggi la Sardegna è più povera. L'addio a Bandino, amici da tutta l'isola, ieri a Bitti. L'omelia del vescovo Mura ai funerali del grande intellettuale. Il dolore per la scomparsa dell'intellettuale è una filigrana sottile che si insinua nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato, che è lì, dentro la chiesa, e nel recinto del santuario del miracolo, dove la salma di Bacchisio Bandino, avvolta dalla bandiera della Sardegna, arriva da Olbia per la celebrazione dei funerali. Al rito ufficiato ieri pomeriggio da Monsignor Antonello Mura, con accanto il parroco di Bitti, Don Toni Corso, e il vescovo di Cremona, Monsignor Antonio Napoleoni, erano presenti amici, giornalisti, studenti, rappresentanti della politica e della società isolana, per dare l'ultimo saluto ad uno dei grandi intellettuali isolani e stringersi con affetto alla moglie Corinna e ai figli. Sarà uno spirito lieve, Bacchireddu come lo chiamano a Bitti, se n'è andato in una notte di luna piena illuminata dai fuochi di giugno che auspicavano l'estate. Ha lasciato la sua entità di umano per acquisire quella di spirito lieve che continuerà ad abitare nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. In tanti, con gratitudine e affetto, hanno scelto di essere qui stasera per salutare Bacchisio, ha detto il vescovo di Nuoro durante l'omelia. Da oggi la Sardegna è più povera
e ci mancherà la sua capacità intellettuale raffinata come tutto quello che gli abbiamo sentito dire e che abbiamo letto in questi anni. Lo ringraziamo per il tempo che gli è stato concesso di vivere con noi. Sono certo che ognuno di noi manterrà vivo il suo ricordo con gratitudine, poiché ci lascia un'eredità, un testamento di straordinaria lucidità e coerenza. Allora mi hanno raccomandato del ruolo dessa emigrato sardo, dessa associazione nova, che come io normalmente il nome Unione degli emigrati sardi in Italia, però normalmente sono vestiti comunque da essa fase, che è la federazione appunto emigrato sardo, e che hanno costituito un'altra federazione, insomma. Bitene a narrare a far crescere chi in presente e chi ha che in onore a Bacchir Bannino, ma in presente pure a dello politico, lo presente il presidente Todde, presente questa regione, Pietro Pittalis, poi presente pure Soru, e tanto altri, insomma, che come non ovviamente Rosinico De Vizzi è presente questa provincia, Giuseppe Ciccolini, ma tanto altri chi hanno partecipato e tanto altri che hanno ascoltato e hanno visto la messa sul canale. Chi ho più sbagliato invece lo trasmettere in vizi tv, come Baia Presse, ha proposto in moto su lo cellulare e ite sintonizzato invece sa pagina Facebook mea personale, però forse è stata pure una cosa avvenuta per questo motivo che tutto lo che segue questa pagina mea, insomma, che sono sul circondario politico, hanno seguito intero e hanno partecipato in emozione a questo evento, insomma, del saluto ultimo a Baccherido Pannino. L'abbiamo sposto la bandiera sarda, l'abbiamo sposto che il suo correttamente a questa terra, e questa terra è rappresentata da questa bandiera, e vi l'abbiamo sposta sia tinto del suo baule, sia poi into del suo locolo, in un bel stato poi interrato. Addio Baccheri, il suo correttamente, per sempre. E dimmo su Matessi, ammento, il satiro giornale, e questa è stessa Nuova Sardegna, abiti l'ultimo saluto a Bacchisi Bandino. Nella chiesa di suo miracolo, la sua Bitti e tutta l'isola hanno dato l'ultimo saluto all'intellettuale, giornalista e studioso della cultura sarda Bacchisi Bandino. Nato a Bitti il 22 febbraio 1939, da anni aveva scelto Colfaranci come luogo in cui vivere, ma ha scelto il suo paese natale per l'ultima tappa del suo viaggio. Bacchireggio non è mai muovito dai vizi, che su cuore esamente è sempre in occhio, in vita, cioè se piccaia Talino dai questa ida, e ne siamo orgogliosi. Forse su una critica a Saida la devo hackere, ma aspetta io pulsente, siate in creia, siate su Camposanto. Non riesco, per quale motivo non c'è stato questo desiderio mio di dare tanta gente alle dare l'ultimo saluto e nie a salutare uno vizichese, uno della sua nazione vizichesa, che ci ha fatto onore e chi non ci ha fatto onore, cioè che vizi e sconnota vinasa che abbiamo sente che a Bacchireggio, insomma. Binamo sapito prima e binamo Galucomo decente chi si distingue insomma per suo impegno intellettuale, politico o di analisi, di elaborazione, di interpretazione di una realtà, che è appunto la realtà che ha interpretato Bacchireggio, che muove da Saida per spargere poi a Sardegna e a suo mondo intero.
Bene, andiamo ad innantisi, magari l'amo a fare onore in altra occasione. Una proposta di legge sulle sedute da remoto, dell'IU, PD, la politica torni presente in aula. Dopo di questo comparto pienamente che in derivo non si può attaccare giuntas o consiglio comunale che si assente in viaggio, in macchina, oppure che sta in vacanza, oppure che sta a conto suo, insomma, che si collega online e partecipata online a una seduta. Cioè è una cosa poverissima questa, cioè impoveriti il consiglio comunale, impoveriti si aggiunta veramente, non c'è sposo impegno politico. Crea prima, nos ammentiamo tutto, lo consiglio comunale in occhi in bici. A Reio, non Longo, Strabuffeddo, a Zara, Gioglie Pisano, Bustiano Cano, Caseda, tantos a Reio nos abbiamo sentito, Giampiero Burrai, Michele Tesinarata Mele, su Geometra Mele, e tanto insomma che mantenevano a Reggio e una stanzione manno preno di politica e di confronto. Poi invece si procede quasi con burocrazia. Ma ditesi per candida tu, e poi non fa nata a succussizzo e poi non fa nata a giunta. Non si candida, no, lei si solo a chi ha gana dell'acchere sa politica e non va che le fatta. Questo è succhinarata il caso dei collegamenti da remoto dei cittadini eletti nelle varie assemblee pubbliche approda in Consiglio regionale con una proposta di legge presentata dal capogruppo del PD Roberto De Rio. La proposta iconicamente chiamata La politica torna presente arriva alcuni giorni dopo l'ultima seduta del Consiglio Comunale di Nuoro, seduta molto discussa proprio per la quantità elevata di collegamenti da altre sedi e contestata per questioni di decoro dovute a connessioni da località di mare, case private e uffici di altri enti. La proposta di Roberto Di Rio, firmata anche dai consiglieri regionali Corria Sfondoni, Piano Pilurzi Pisceda, Sau Solina Soru, formalmente intitolata Norme sulla partecipazione degli organi locali sul collegamento da remoto dei loro componenti. È giusto chi faccia questa proposta e chi la carapuru severa che non sta assente, disabilità e valore. Siamo cambiamento insieme, cioè sono disabili, siamo cambiamento insieme. Locatelli lancia l'Expo AID 2026. A Rimini anche i messaggi del presidente Mattarella e del Papa Leone XIV. Proclami, slogan, titoloni, quelli li lascia agli altri. Qui contano i gesti e il linguaggio del corpo che assume valore. Alessandra Locatelli, ministro della disabilità, abbraccia tutti e tutti vogliono abbracciarla. Acclamano dal palco della plenaria. Se ne sono ben accorti quanti hanno preso parte all'Expo AID che fino a domani arricchirà corridoi, stanze del Palacongressi di Rimini. Io, persona di valore, è il fil rouge del più grande evento nazionale dedicato al terzo settore e alla realtà che si occupa di disabilità. E AIDI sta proprio per Associazione Inclusione Disabilità, una seconda edizione della convention dove oltre un centinaio di quelle realtà che stanno sul territorio e vivono sorrisi e ostacoli delle persone con disabilità diventano protagoniste. A Rimini sono soprattutto emozioni. Iniziano i lavori delle 3 giorni, eccetera, eccetera. Una cosa va bene, veramente vedeata ed è
dare merito. La consulta salva le aree idonee, la legge regionale resta efficace. La sentenza della Corte Costituzionale conferma la validità dei principi seguiti dalla Giunta. L'individuazione di zone non disponibili a ospitare impianti eolici e fotovoltaici è confermata. Nuova sentenza della Corte Costituzionale: la legge relativa alle aree idonee e non idonee per gli impianti di rinnovabili di rinnovabili. Vabbè. Ha fatto un nuovo piccolo passo avanti, cioè mi è mancato un verbo, per la legge regionale numero 20, che dopo le depurazioni della precedente sentenza della consulta regge anche a questo nuovo giudizio. Ieri la Corte Costituzionale è intervenuta su una serie di richieste dei tribunali amministrativi regionali di Lazio e Sardegna, chiedendo loro un supplemento di istruttoria proprio sulla legge numero 20. Quindi qualche novità positiva in questo senso. Non è un problema, che però andiamo su a questa pagina, ecco, è questa, bufera, cala finanza, il comune all'attacco, patti non rispettati. Praticamente il comune ha ritirato la delibera che ha fatto prima e poi si è dimesso su parente che i consiglieri comunale il Lori Porto San Paolo. Allora, l'AI interventi non autorizzati, ritiriamo la delibera, il colpo di scena in aula, si dimette l'assessore Bianco. Il consiglio comunale comincia con 2 colpi di scena in rapida successione. Il primo, l'assessore Riccardo Bianco, si avvicina al microfono e si dimette. Il secondo, il sindaco Francesco Lai, annuncia che la famosa delibera numero 50 di novembre sarà revocata. Naturalmente tutto ruota attorno al caso di Cala Finanza. Il motivo, per quanto riguarda l'ultimo punto, è questo. I tecnici del comune si sono appena imbattuti in alcuni interventi non autorizzati realizzati dai privati. Si tratterebbe di strutture amovibili, in qualche modo a supporto di Villa Ioi, il perno del progetto del Beach Club che la Tavolara by SRL, che fa capo al gruppo Fassano, vorrebbe realizzare di fronte all'isola. E vamos a fare questa manifestazione su uno dei suoi mesi quinto. Andiamo da innanzi, allora laurea nell'isola, pochi vantaggi economici, rischio fuga, la CILS inaspettabile che il percorso di studi non sia premiato adeguatamente, cioè uno si laurea però poi non busca lavoro. Salari bassi, lavoro discontinuo, elevata incidenza del part-time e una limitata presenza di attività produttive. Uno scenario che in Sardegna non consente di far fruttare economicamente la laurea, e quanto emerge da un'analisi della CILS basata sui dati più recenti diffusi da Istat, INPS, Banca d'Italia e del rapporto Alma Laurea 2026. Piano casa, scontro, regione, governo, la giunta, il testo nazionale toglie alla Sardegna le scelte sul territorio, cioè scritto sul piano casa sardo è stato impugnato. Spanedda narrata è più all'attacco alla vigilia del voto definitivo sul decreto. Le divergenze erano già emerse, ma ora sul piano casa è scontro aperto tra la Regione Sardegna e il governo. Una nota diffusa dall'esecutivo guidato da Alessandra Torre esprime riserve nette sul provvedimento nazionale ora prossimo all'approvazione definitiva, con cui vengono impartite nuove direttive per le politiche abitative nazionali. In pratica va differenza, ci preoccupano i poteri attribuiti alle strutture commissariali, il ridimensionamento della programmazione regionale e del ricorso a fondi e strumenti finanziari nella gestione del patrimonio pubblico.
chiarisce Spanetta. Le trasformazioni urbanistiche devono essere guidate dalla pianificazione e dall'interesse delle comunità, non da procedure straordinarie o da logiche finanziarie. Ancora più grave prosegue è l'idea che il patrimonio pubblico possa essere utilizzato come leva per obiettivi definiti altrove. Per la Sardegna quei beni rappresentano una risorsa strategica per lo sviluppo dei territori e devono continuare a produrre valore per le comunità che le esprimono. E qui invece il governo a testarne totaisse praticamente, cioè la regione non conta nulla. Andiamo da innanzi che la finanza e il comune revoca la delibera, l'hanno già letto i satiri giornali. Sardegna-Corsica, patto contro ETS, stop per 5 anni. Allora, il test questo ETS è una tassa che si paga su inquinamento. In questo caso, su traghetto, su 2 traghetti schiacche in linea a Santa Teresa Bonifacio, sono traghetti a gasolio e chiaramente sono inquinanti e quindi pagano l'ETS. E questo ETS è una tassa che ha che aumentare sul costo del suo trasporto che aumentare. E quindi già il merce che non riscambiamo schissa Corsica non sono più concorrenziali e quindi basta una richiesta di sospensione. La richiesta di sospendere l'eurotassa sulle emissioni di CO2 è stata estesa in via preventiva anche ai collegamenti aerei, cioè ripetiti di sospendere la tassa ETS ne si può che vanno, sia pro sullo traghetto sia sull'aereo. Incendi e bombe d'acqua, l'estate tropicale nell'isola, nubifragio Amandas, grandine a Iglesias e fuoco nelle campagne. Elicotteri e squadre a terra della forestale mobilitati per tutta la giornata. È stata una battaglia campale. Quasi 3.000 centri d'accoglienza, ma il personale non è sufficiente. Primo Sannane a questa questione del monastero. In un insomma, non si ne poteva più insomma, questa presenza di questo concentramento di immigrati che insomma poi erano posti in loco tipo galera. La denuncia gravi critiche organizzative è necessario intervenire subito. Preoccupano le nuove regole per la struttura ora che diventa hotspot. Ma commerci CPR polveriera e non bisogna los immigrati. Risse e aggressioni, ora si cambia, speriamo. Gelo, Iran, Italia, Meloni, mai azioni militari, cioè praticamente lui è Senato, ha nato chi, il dirigente del Senato, ha nato chi in Italia ha impiccato sul volo 500 aerei che poi hanno partecipato a questa guerra in Iran e quindi come bestia una ritorsione da parte dell'Iran. All'indomani del polverone sollevato dalle parole di Mark Rutte sulle basi italiane, Teheran riaccende il caso contro Roma e tira in ballo Bucarest. Hanno scelto di colludere nell'aggressione e nella commissione di atrocità di massa contro le popolazioni iraniane. Cioè, l'atrocitate la si che non fa che solo isso, che sono impiccarne, noi scoccante attente, Don Zichita. Ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Bagaei, citando le parole del segretario della NATO alla quale c'è stata immediata replica. Oh, yeah. Andiamo sull'ultima pagina. Venezuela trema, migliaia di morti. Ecco, che purtroppo a Dolumanno batta gente mischina che non ha fatto in tempo che si la dai dopo sua, batta due riscosse, una
7, qualche cosa, 7,1 e la seconda subito dopo l'ho posata a 7,4 o 7,3. Quindi chi è risposto a Simberger poi è restato tutta l'uomo ruta, insomma, e come lo sono gallo che canne, va già uno 200, 300 al morto, ma non sa fermare gai, che sono gallo che muovere il materiale in che ste ammontonato dopo che il palazzo che è rotto. La Farnesina, un italiano tra le vittime. La UE stanzia 200 milioni di aiuti. Bene, che in questo tancamo ritenova e noi torniamo a intendere scasa a Samate Sola. Salutiamo a Elena Pilastro, che mi ha dato saluto e ve lo stavamo che in piaghere. A mezzo vedere, e buona a tutti, dai, Bizzi TV.